Sono state presentate le nuove misure di welfare e incentivazione per il personale sanitario regionale. Le aziende sanitarie Friuli Centrale e Giuliano Isontina hanno già perfezionato gli accordi con i sindacati, mentre l'azienda Friuli Occidentale, il Crodiaviano e il Burlo Garofalo li completeranno nelle prossime settimane. Diamo corso a quella che è stata la programmazione di destinazione delle risorse, parliamo di decine di milioni di euro che si aggiungeranno al dato contrattuale. Io di questo voglio ringraziare tutto il personale, le organizzazioni sindacali e naturalmente le aziende che hanno lavorato su questo, quindi vedremo premiate aree critiche, zone disagiate, i settori che non erano contemplati nella manovra del 2025 che riguardano anche le OS e l'attività amministrativa, tutte misure puntuali che fanno parte di premialità, premiano il lavoro, premiano le responsabilità e intervengono anche con misure di welfare. Gli interventi seguono un quadro regionale unitario ma lasciano autonomia alle singole aziende per adattare le misure alle proprie specificità. Le politiche avviate mostrano i primi effetti positivi contro la fuga verso il privato. Da febbraio 2025 a oggi 70 professionisti hanno richiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro con il sistema pubblico. Abbiamo ascoltato dai direttori alcuni esempi, buoni libri, buoni spesa, il riconoscimento al personale di diverse cose che sicuramente consentono di vedere una disponibilità diversa. Io penso che le politiche del capitale umano siano determinanti, non si riducono soltanto all'elemento economico-finanziario, però questo aiuta, tanto è vero che stiamo vedendo un'inversione di tendenza importante anche nella ricostituzione dei rapporti di lavoro, il personale che se n'era andato e chiede di ritornare.